parliamo invece della politica e del quanto sta accadendo in riva all'Emene. A Portogruaro infatti la giunta del sindaco Bertoncello Scricchiola si sono infatti dimessi 2 assessori. Gli assessori Drigo, Morsanuto e Costa sono dimessi dall'amministrazione comunale, dalla giunta del sindaco Antonio Bertoncello. Signor sindaco, è crisi di giunta? Assolutamente no. Ho già avuto modo di dire in un'altra conferenza stampa che 1 anno e mezzo fa tutti assieme 120 candidati alle elezioni nel 2010 avevano dato un indirizzo all'amministrazione comunale di fare il punto a metà legislatura e cercare, facendo il punto, di riaggiornare il programma rispetto alla grave crisi che si è venuta a trovare l'Italia e anche Portogruaro, essendosi ridotte notevolmente le risorse, ed era doveroso puntualizzare le linee programmatiche. Avevamo detto anche in quell'occasione che dovevamo e sentivamo il bisogno di riorganizzare le deleghe. Perché le dimissioni di 3? Perché non possiamo darle di 4? Anzi, faccio una precisazione: tutti gli assessori hanno rimesso le deleghe al sindaco e abbiamo voluto dare un colpo di accelerazione, quindi ci siamo fermati a 3, perché se danno le dimissioni in 4 vuol dire che casca la giunta, quindi le 3 dimissioni, se voi fate riferimento, sono 3 persone che sono collaborano con l'amministrazione, quindi dietro non c'è la volontà di rinuncia, dietro c'è la volontà di accelerare.